Che belle queste immagini di Villa Manin, che belle queste immagini delle premiazioni di Miss Friuli Venezia Giulia dello scorso anno. Amici di Telefriuli, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Miss in Onda. Grazie, grazie per la simpatia con la quale ci avete accolto, che ci accogliete tutti i venerdì sera, e grazie anche a coloro, dico subito, che ci seguono in streaming, che siete davvero in tanti sul sito telefriuli.it. Cosa accadrà questa sera? Beh, ormai il format credo che molti di voi già lo conoscono. Abbiamo 10 bellissime ragazze in gara per aggiudicarsi il titolo di Miss in Onda, che consentirà alle vincitrici di accedere direttamente alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo ospiti e non mancheranno, sperando che tutto funzioni, sapete che i collegamenti sono sempre una sorpresa, ma non mancheranno i collegamenti che stanno ottenendo un bel risultato, piacciono molto, con altre regioni d'Italia dove si stanno svolgendo delle selezioni di Miss Italia. Insomma, una serata da trascorrere insieme, quindi rimanete con noi, ma ripeto, le protagoniste di Miss Italia da oramai 83 anni sono sempre e solo loro, le nostre bellissime ragazze che si mettono in gioco, che decidono di partecipare a questo concorso. Io voglio, prima di iniziare, portarvi anche saluti da parte della nostra patron, Patrizia Mirigliani, alla quale rivolgere un applauso, perché con tanta grinta, determinazione porta avanti questo concorso, e quindi grazie Patrizia per l'organizzazione di Miss Italia, e grazie ovviamente anche da parte di tutte le nostre ragazze per le grandi opportunità che questo concorso offre. Io mi sposterei vicino al tricolore perché adesso andiamo a conoscere le nostre concorrenti. Comincio ad avviarmi verso l'uscita dove arriveranno le nostre concorrenti. Sono 10, le vedremo prima con il loro abito, l'abito con il quale hanno deciso di sfilare, di presentarsi in questa prima uscita, poi le vedremo con il body ufficiale del concorso. Concorrente numero 1, sei pronta? Prontissima, a lei il microfono perché in questa prima uscita, lo sapete, si presentano loro. Ho 22 anni, vengo da Udine, mi piace stare a contatto col pubblico, ho fatto teatro e lavoro come commessa. Molto bene, concorrente numero 1, lei è Chiara. Dico subito che citerò più volte il numero del concorso perché di gara, perché è l'unico modo che la giuria ha per riconoscere le nostre concorrenti. Chiara, concorrente numero 1. Molto bene Chiara. La numero 2. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, sono Giada, vengo da Martignacco, ho 27 anni, nella vita sono infermiera. Nel mio tempo libero mi piace fare passeggiate anche in montagna, sono appassionata di musica e di cinema. Molto bene, grazie Giada, concorrente numero 2. Prego, grazie Giada. E andiamo con la prossima, che è la concorrente numero 3. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, sono Dalila Cipolla, ho 23 anni e vengo da Fiume Veneto. Nella vita gestisco l'e-commerce del mio brand di calzature. Molto bene. Dalila, concorrente numero 3. Imprenditrice, quindi, la concorrente numero 3. Dalila. Molto bene. La prossima, che è la numero 4. Buonasera a tutti, sono Eleonora, ho 23 anni, vengo dalla Tisana e nella vita sono una studentessa universitaria, laureata in lingue orientali e nel tempo libero mi dedico al volontariato. Molto bene. Eleonora, concorrente numero 4. Molto bene, grazie Leonora. Andiamo con la prossima, la numero 5. A te il microfono. Buonasera, sono Benedetta, ho 24 anni, sono di Reana del Royale e studio psicologia criminale. Molto bene, concorrente numero 5, Benedetta. Molto bene.
E andiamo avanti con la presentazione delle nostre concorrenti, la numero 6. Buonasera a tutti, sono Alessia, ho 25 anni e vengo da Udine. Nella vita sono una neolaureata in architettura e mi occupo anche di eventi. Molto bene. Alessia. Grazie anche ad Alessia, concorrente numero 6. Bene, ritorno qui al centro del palco perché in queste settimane un grande riscontro stanno ottenendo i balletti che ci propone il Club Diamante Friuli Venezia Giulia, grazie a Marisa Bennes che è qui con noi. Buonasera Marisa, buonasera. Allora, cosa ci presentate questa sera di bello? Questa sera abbiamo delle single, delle ragazze che presentano delle coreografie particolari e la prima a scendere su questo palco, in questo bel palcoscenico è Alessia, è una semifinalista al campionato italiano su 200 concorrenti, quindi un grosso risultato per lei, e presenta un ballo latinoamericano, un paso doble ispirato alla Spagna e Spagna. È Alessia. Con noi Alessia, Club Diamante Friuli Venezia Giulia, prego. Scusami Gianni, per un attimo. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la pretendo vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Ma che brava Alessia, Club Diamante Friuli Venezia Giulia, grazie e complimenti. Poi ci saranno altre esibizioni, perché sapete che Marisa Bennes con il suo staff ci sta regalando dei momenti davvero molto molto belli. Ma io continuo la mia sfilata, so che c'entro poco con le sfilate di moda io, però torno da questa parte, abbiamo altre ragazze da presentarvi. In questa prima uscita ricordiamo in abito, l'abito è quello che hanno deciso le ragazze di indossare, si presentano con il loro abito. È pronta la prossima concorrente che, se non erro, è la concorrente numero 7, non erro. Vai. Buonasera a tutti, sono Sofia Santarossa, 18 anni e vivo a Sacile. Nel tempo libero adoro cantare, pratico windsurf e palestra. Da settembre sarò una studentessa alla facoltà di economia in inglese. Grazie. Molto bene, concorrente numero 7, Sofia. Prego. Molto bene Sofia.
Emily, il numero 8, ho anticipato il tuo nome, numero 8, vai. Buonasera a tutti, mi chiamo Emily, ho 27 anni e vengo da Tavagnacco. Sono responsabile commerciale in un'azienda del settore siderurgico e nel tempo libero sto scrivendo la tesi magistrale in criminologia. Molto bene. Emily, concorrente numero 8. È bello perché poi queste presentazioni ci consentono di conoscere più da vicino queste ragazze, i loro sogni, le loro aspirazioni, le attività che svolgono, perché poi Miss Italia è anche questo. Come le definisco io le ragazze di Miss Italia. Concorrente numero 8, Emily, grazie. E la prossima chi sarà? Sicuramente la numero 9. Poi chi sarà? Lo scopriremo insieme. Prego. Ciao, buonasera. Buonasera, mi chiamo Ilaria, ho 19 anni, vengo da Cassacco e sono neodiplomata in ragioneria. Molto bene, hai detto tutto, Ilaria, prego. Concorrente numero 9, lei è Ilaria. Grazie Ilaria, che concorre con il numero 9. E andiamo con la prossima concorrente, lei è la numero 10. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, io sono Eva, ho 23 anni e arrivo da Portogruaro. Nella vita sono un estetista con la passione per la pole dance. Molto bene. Eva, concorrente numero 10. Molto bene anche Eva, concorrente numero 10. Io ritorno al centro del palco perché facciamo un applauso alle nostre 10 concorrenti, lo meritano sicuramente. Belle, simpatiche, brave, le abbiamo viste in questa prima uscita in abito, ovviamente lo sapete perché chi ci segue lo sa, ci sarà una seconda uscita in body, avremo altre esibizioni, andremo a fare dei collegamenti con degli amici, parleremo di Miss Italia Social, insomma parleremo di tante belle cose subito dopo la pubblicità. Ed eccoci ancora in onda con Miss in Onda. Io vorrei avvicinarmi alla zona dove ci sono questi nostri ospiti, li ringrazio per essere con noi. Vorrei che intanto si alzasse in piedi Beatrice Basaldella che arriva da Pordenone. Buonasera Beatrice. Beatrice è una delle prefinaliste di Miss Italia dello scorso anno, del 2021, arrivi da Pordenone, hai rappresentato il Friuli Venezia Giulia, grazie per esserci venuta a trovare innanzitutto. Grazie a voi. Senti, cosa provi a tornare su questo palco, a rivedere ragazze nel dietro le quinte che si preparano, che vivono le emozioni che hai vissuto tu lo scorso anno? Beh, arrivare qua e vedere le ragazze che si preparano è davvero un'emozione unica e soprattutto stare qua a vedere anche come funziona da dietro è davvero bello. E, sono proprio felice per loro e gli auguro di vivere alla fine una bella serata. Grazie, poi ci vedremo, perché intanto volevo solo salutarti, visto che c'era questa bella presenza, poi avete riconosciuto, probabilmente abbiamo René Magic Illusion, l'abbiamo visto, intervieni dopo perché poi ci ha preparato qualcosa, non poteva non farlo René, tra l'altro è stato ospite a Telefriuli nella bellissima puntata che abbiamo fatto in onda la notte di Capodanno e quindi mi ha fatto piacere che tu sia tornato a trovarci, grazie René. Bene, allora io a questo punto andrei, noi adesso stiamo aspettando dei collegamenti, abbiamo le ragazze da presentare in body, però so che Marisa Benes ovviamente ha già dei ballerini prontissimi per tornare su questo palcoscenico e quindi Marisa raccontaci cosa vedremo fra qualche istante. Sì, intanto devo rispondere a delle domande che mi hanno fatto sui social, seguono questa trasmissione e sono delle persone che vogliono sapere la mia carriera, giustamente perché poi di me non parlo mai e quindi lo dico a tutti quanti. Noi io e mio marito abbiamo rappresentato l'Italia ai campionati del mondo, anzi siamo gli unici professionisti del Friuli Venezia Giulia che hanno molti anni fa, quando gareggiavamo noi, rappresentato l'Italia a Bournemouth in Inghilterra per le danze standard e per le 10 danze a Berlino. Quindi questo mi fa un onore. piccolo curriculum c'è, ora capiamo il perché di tanta
tanta passione dei vostri allievi. Sì, Cosa vedremo? I nostri allievi fanno tanti tipi di danza. Quello che vedremo adesso è una danza molto aggressiva, è una samba, ma ambientata nella giungla. È un leopardo, si tratta di Giorgia, quindi è una leopardina, che entrerà in una maniera strana e poi eseguirà queste evoluzioni della samba. Giorgia. Con noi Giorgia, prego. O riusciamo a fare... Chi c'è? Bravissima, grazie. Bene, mi dicono, io ringrazio sempre ovviamente Paolo Bassi che è qui di fronte a noi alla telecamera, Francesco Snidero che sta in regia insieme al nostro regista Giandomenico Ricci, facciamo un applauso anche a loro perché fanno un lavoro preziosissimo. Mi dicono che possiamo collegarci con Malvito in provincia di Cosenza dove c'è il castello longobardo normanno, ma soprattutto per noi ci sono Carmelo Ambrogio e Linda Suriano che sono i responsabili di Miss Italia in Calabria. Ciao Carmelo, ciao Linda, non vi vedo soli però. Buonasera Michele, buonasera ai tuoi ospiti. Grazie per il secondo collegamento. Noi stasera siamo in un posto fantastico, fra poco ti presenterò il nostro conduttore che non ti avevo ancora presentato, Andrea De Jacopo, che praticamente insieme a Linda e a Larissa Volpentessa, che è un'attrice, conducono le serate in Calabria. Stasera siamo in questo posto veramente fantastico, Castello Longobardo Normanno. Ecco, mi correggono, è veramente uno dei posti più belli della nostra Calabria. Sì. Continua il nostro tour, Michele, abbiamo, grazie a Dio, una serata dietro l'altra e quindi siamo felici, stanchi ma felici. È la forza di Miss Italia. Carmelo, io vorrei che tu mi facessi vedere delle immagini dove vi trovate, perché questo è il bello anche di questi collegamenti, far conoscere tante città italiane. Guardate che spettacolo, questo castello è bellissimo. Quale titolo andrete ad assegnare questa sera, Carmelo? Allora, stasera noi assegneremo una fascia speciale, sempre un titolo regionale, quindi dove la Miss vincitrice approderà alle prefinali nazionali, Miss Valle dell'Esaro. Molto bene, quindi ecco che avete un titolo che consentirà alla vincitrice di partecipare direttamente alle prefinali nazionali, quindi una bella opportunità. Quante ragazze avete in gara? Raccontami. Allora, stasera abbiamo 14 Miss in gara. Dove le avete nascoste? Il nostro... Dove le avete nascoste?
Sono nascoste, allora, sono nel backstage, ti volevo fare il backstage ma è un po' distante, quindi abbiamo preferito far vedere questa splendida location, abbiamo dovuto scegliere, quindi abbiamo scelto la location. Allora, siccome noi ci divertiamo, io mi diverto a fare impazzire lo staff tecnico che ho qui davanti, intanto io voglio salutare Linda, mi passi Linda per cortesia, perché ciao Linda, come ti stai preparando per la serata, per salire sul palco? Guarda, stavo andando dal parrucchiere, ti dico la verità, infatti lo puoi notare dai miei capelli, Carmelo mi ha tirato da un braccio pieni dopo per l'intervista, quindi ancora ho fatto solo il trucco, però bene, ovviamente come ogni sera c'è sempre tanta emozione, le ragazze poi sono trepidanti, non vedo l'ora di sedere su questo palco, anche perché le selezioni regionali sono sempre poi quelle più importanti, dove le ragazze le affrontano con ancora più determinazione ma anche emozione, perché sanno che poi la prima classificata andrà direttamente alle prefinali nazionali, quindi è bello, è una bella atmosfera, poi in questo castello magnifico l'emozione veramente è doppia. Carmelo, vedo il bellissimo castello, facciamo così, a me ha fatto piacere vedervi, poi magari se riusciamo, non promettiamo nulla al pubblico, non prometto nulla a te, magari se quando tu hai le ragazze schierate riusciamo a fare una velocissima carrellata di pochi secondi, così le vediamo, mi farebbe piacere. Intanto ti saluto, vi auguro buon lavoro a voi, salutiamo gli amici di Malvito in provincia di Cosenza, quindi alla Calabria. Faccio salutare pure Andrea. Velocissimi, grazie, ciao Andrea. Piacere conoscerti anche a distanza, faremo un gemellaggio tra presentatori a breve. Ma io credo che sarà il caso di trovarci qui a Telefriuli a fine stagione tutti insieme. Dai, con le vostre ragazze, le nostre, facciamo una bella festa. Ciao, grazie, ciao Andrea, buon lavoro anche a voi. Carmelo, teniamoci in contatto, non escludiamo nulla, grazie. Bene, ed ora ritorniamo in gara, ritorniamo a parlare delle nostre Miss in gara per Miss Friuli Venezia Giulia, perché lo ricordiamo, tra l'altro la prossima settimana, qui venerdì prossimo ci sarà la finale di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia, rivediamo le ragazze in body e quindi iniziamo sempre dalla concorrente numero 1, si ritorna in gara. Prego Chiara. Ricordiamo che Chiara ha 22 anni, arriva da Udine e fa la commessa. Chiara, concorrente numero 1. Molto bene Chiara. E andiamo a conoscere Giada, che è la concorrente numero 2. Adesso dicevo, le rivediamo in questa seconda uscita con il body ufficiale del concorso. Prima hanno dato spazio anche alla loro passione per quanto riguarda l'abbigliamento. Prima hanno scelto loro il capo da indossare, adesso invece hanno il body tutti uguali. Giada, 27 anni, arriva da Martignacco e fa l'infermiera e concorre con il numero 2. E poi abbiamo Dalila, concorrente numero 3. Dalila, 23 anni, arriva da Fiume Veneto e gestisce l'e-commerce del suo brand di calzature, quindi lei ha creato un brand di calzature e questo è già lodevole e importante e si dedica anche a quello che è l'e-commerce. Brava Dalila, concorrente numero 3. Eleonora è la concorrente numero 4, 23 anni, arriva dalla Tisana, quindi dalla provincia di Udine, studentessa in lingue orientali alla Ca' Foscari. Eleonora, concorrente numero 4. E quindi andiamo con Benedetta, che è la concorrente numero 5. 24 anni, Benedetta arriva da Reana del Royale, è studentessa di psicologia criminale. Benedetta, concorrente numero 5. E quindi andiamo con Alessia. Alessia concorre con il numero 6, ha 25 anni,
arriva da Udine, è laureata in architettura e poi segue eventi, cura eventi, quindi abbiamo molte ragazze che organizzano eventi e partecipano a questo concorso con un occhio anche diverso, perché poi ovviamente riescono a carpire anche dei segreti. Andiamo con Sofia, concorrente numero 7. Sofia, 18 anni, arriva da Sacile, quindi dalla provincia di Pordenone. Frequenterà l'Università International Business Studies. Sofia, concorrente numero 7. Grazie Sofia. La prossima concorrente invece è la pubblicità. Un po' di pubblicità, state con noi perché torniamo subito con altre sorprese. Prontissimi insieme a voi. Allora, abbiamo visto le ragazze, le 10 concorrenti candidate al titolo per il Miss in Onda, che consentirà alle vincitrici di accedere direttamente alle finali regionali di Miss Italia. Poi vi darò quello che è il calendario di questa settimana. Sarà una settimana di Ferragosto molto calda sotto il punto di vista finali, ma ricordiamo che la finalissima di Miss Friuli Venezia Giulia si terrà sabato 3 settembre al Centro Congressi Cursal di Lignano Riviera, quindi lì le ritroveremo tutte. Le abbiamo viste con l'uscita in abito, abbiamo visto alcune di loro con l'uscita in body. Adesso terminiamo il gruppo delle candidate al titolo di Miss in Onda. Io mi faccio da parte e lascio lo spazio alla concorrente numero 8, che è Emily. 27 anni, di Feletto Umberto. Lei fa la responsabile commerciale, però studia anche criminologia. Numero 8. Emily. Poi abbiamo la numero 9, lei è Ilaria. Ilaria ha 19 anni, arriva da Cassacco ed è una neodiplomata in ragioneria. Ilaria, concorrente numero 9. Ricordiamo che nella prima uscita, per chi non l'avesse visto male, dovete sempre stare su Telefriuli, le ragazze si sono presentate nell'uscita in abito, così abbiamo sentito anche le loro voci, ci hanno raccontato un po' di loro. Andiamo con Eva, che conclude il gruppo di queste candidate al titolo di Miss in Onda questa sera. 23 anni, di Portogruaro, lei fa l'estetista. Concorre Eva con il numero 10. Facciamo un applauso a tutte le nostre concorrenti? Ma penso proprio di sì. Bene, adesso è il momento di presentarvi un ospite. Io sono felicissimo di averla qui con noi, vediamo se riusciamo a collegarci appena la vedrò in video. Attendiamo qualche istante perché ovviamente noi facciamo le prove sempre prima di iniziare ovviamente, però attendiamo. Eccola qui, la vedo sul nostro LED wall, Rossella Fiorani da Fano, Pesaro Urbino. Ciao Rossella, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, chi è Rossella e perché con noi questa sera? Io partirei un po' da lontano, dal 2017, quando Rossella vinse a Miss Italia il titolo di Miss Coraggio. Io ti chiedo, Rossella, se ci racconti il perché di questo titolo così importante, perché comunque è un titolo che Miss Italia assegna con il cuore, perché rappresenta la ragazza che vince Miss Coraggio qualcosa di importante. Raccontaci, Rossella, e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te per avermi invitata. Allora, per me rappresenta veramente una cosa molto importante, perché è stato un percorso di vita che ho fatto e che a Miss Italia fortunatamente sono riuscita a conquistare, insomma, a livello di obiettivi personali. Io sono nata senza alcune dita delle mani e dei piedi, e quindi durante tutta la mia adolescenza e infanzia purtroppo sono stata bullizzata e emarginata proprio perché avevo questa piccola disabilità. E successivamente, partecipando a Miss Italia, io mi ero fatta fare
fare delle protesi che usavo durante l'adolescenza in silicone e decisi lì sul palco davanti a tutti di toglierle e mostrarmi così com'ero. E quindi questa fascia Miss Coraggio, ecco, è stata data non solo, vabbè, per il percorso che ho fatto, ma anche per la mia forza e il messaggio che ho cercato di mandare lì a Miss Italia, ovvero quello di non mollare mai di fronte alle difficoltà e tenere duro veramente quando gli altri provano a giudicarci e dobbiamo credere in noi stessi. Brava, io lo ricordo quel momento perché c'ero e fu molto emozionante per tutti quanti noi. Però poi, da Miss Coraggio, ti diedero il titolo di Miss Insider. Perché? Perché tu sei arrivata 31esima su 30 ragazze, quindi diciamo che viene chiamata riserva, però Miss Insider era molto più bello. Però poi a quel punto tu ti riconoscono che sei un'esperta di social in realtà, perché tu già ti muovevi molto sui social. Se ci vuoi raccontare come nasce questa tua passione e perché ti sei avvicinata ai social? Sì, io sono arrivata a Miss Italia che già un po' lavoravo con i social, ecco. Avevo ai tempi 10.000 follower che già sono come i nostri 100 di oggi. Mi ricordo che ci fu il mio mentore attuale, che è Enzo Rimedio, che saluto e ringrazio per ogni cosa che veramente mi ha insegnato. Al quale facciamo un applauso, è stato nostro ospite, come tu sai, proprio la scorsa settimana a Miss in Onda, quindi facciamo questo applauso a Enzo che salutiamo anche noi. Sì, è veramente una grande persona, nonché un grande mentore per me. E da lì mi ricordo che mi propose proprio questa cosa, mi diede il sito, il profilo ufficiale di Miss Italia, Instagram, e da lì iniziai io un po' col mio modo a raccontare le situazioni delle ragazze, quindi quando avevano gli shooting in piscina raccontavo oggi le ragazze saranno, quindi raccontavo un po' le giornate delle Miss all'interno appunto di questo gruppo, perché io ero 31esima, ero una riserva perché lì ne passarono soltanto 30, però avevo uno scopo comunque importante che era questo di raccontare le giornate delle ragazze. E questo dimostra che Miss Italia alle ragazze in gamba come te le opportunità le offre sempre, perché comunque è ripartita da riserva e in realtà sei diventata una delle protagoniste di quell'edizione, e non solo, perché poi questo tuo percorso con Miss Italia sta continuando. Quello lo dico sempre io anche alle nostre concorrenti e tu ne sei la testimonianza. L'importante è partecipare a Miss Italia, venire a questo concorso che è un pezzo di storia del nostro paese. Poi quando ci sono i meriti, il merito esce sempre e Miss Italia l'opportunità la dà. Senti invece Rossella, io vorrei parlare di te, con te, di Miss Italia racconta l'Italia, questo nuovo claim legato a quello che è Miss Social. Prima però vorrei andare a vedere questo nuovo promo che ci ha inviato proprio Enzo Rimedio, che sta girando da ieri, credo, quindi ci ha mandato davvero un'assoluta anteprima. Andiamolo a vedere insieme, ovviamente è fatto in formato verticale, perché è fatto appositamente per gli smartphone, perché ormai per Instagram si usa prevalentemente assolutamente lo smartphone. Quindi andiamo insieme a vedere questo promo e poi ne parliamo. Ciao, sono Chiara Manca e oggi mi candido a Miss Italia racconta l'Italia per la regione Sardegna. Venite con me. Ciao, io sono Miriam Belluso e mi candido a Miss Italia racconta l'Italia per la regione Calabria. Ciao, sono Nora Rimedio e mi candido per Miss Italia racconta l'Italia per la regione Lombardia. Ciao ragazzi, sono Rossella Fiorani e partecipo a Miss Italia racconta l'Italia per la regione Marche. Seguitemi. Allora, che cos'è questo Miss Italia racconta l'Italia legato ovviamente ai social, Rossella? È un format assolutamente innovativo dove invitiamo comunque le ragazze a inviarci dei video in cui raccontano la loro città, e appunto la vincitrice parteciperà con noi a Miss Social. Io non faccio parte della commissione perché ovviamente sono parte dello staff e della giuria tecnica, cioè non giuria, della parte tecnica della situazione, e quindi spero che ne vedremo delle belle, spero di avere tanta affluenza, che avremo tanta affluenza per quanto riguarda questa cosa, perché ormai è tutto molto social, quindi è un modo anche per le ragazze di mettersi in gioco, è un'opportunità e veramente invito a farlo. Assolutamente sì. Senti, se tu, visto che non fai parte della commissione, ma sei una tecnica sotto questo punto di vista, se tu dovessi dare un consiglio alle ragazze che stanno aspettando, stanno ascoltando quello che stiamo dicendo, cosa diresti loro per proporsi al meglio, per fare al meglio un filmato, poi per presentarsi a Miss Social, Miss Italia racconta l'Italia? Io suggerisco sempre di essere se stesse e metterci veramente
quello che più le rappresenta, cioè di far uscire veramente il loro carattere all'interno di pochi minuti di video, di pochi secondi. È lì che si vede la vera anima e la personalità della ragazza, perché alla fine sono tutte bellissime, però quello che a noi colpisce spesso è la grinta che hanno queste ragazze e il loro entusiasmo nel partecipare. Senti Rossella, io ti ringrazio molto per il tuo intervento, per il bel messaggio che ci hai portato, non solo legato ai social, ma a quella che è la tua esperienza personale, e mi ha fatto davvero tanto piacere averti in trasmissione e ti ringrazio per il nostro invito. Ti porti saluti anche da parte della Paola, che tu conosci bene, ma è impegnatissima in questo momento nel dietro le quinte, quindi non può essere presente, ma si è raccomandata. Salutami tanto alla Rossella, quindi ti porti saluti da parte sua. Un bacione, ci vediamo presto. Ciao Rossella, Ciao. a presto, ciao. Ciao. Quindi avete capito, amiche, se volete partecipare a questo concorso parallelo, è un'opportunità in più che vi offre Miss Italia, lo potete fare partecipando a Miss Italia Social. Chiedo a Giandomenico Ricci in regia se c'è la possibilità di qualche collegamento, altrimenti io ne approfitto della nostra amica ospite che è qui con noi per chiacchierare. Non abbiamo niente? Allora, senti, mi raggiungi qui la nostra Beatrice, vieni qui vicino a me, così almeno adesso ti vediamo al centro del palco, ne approfittiamo per una piccola chiacchierata. Allora Beatrice, l'abbiamo detto prima, tu sei stata una delle protagoniste delle prefinali dello scorso anno, hai rappresentato la nostra regione, cosa ricordi di quei giorni? Le giornate a Roma durante le prefinali sono state davvero belle, è stata un'emozione unica perché abbiamo avuto la possibilità comunque di mostrarci davanti a una giuria nazionale, questo penso sia davvero una vittoria per noi. Sono state delle belle giornate in cui abbiamo stretto ancora di più i nostri legami tra noi ragazze e quindi è stato proprio bello. Senti, se tu dovessi dare un consiglio a una di queste ragazze, perché poi 8 ragazze della nostra regione affronteranno le prefinali nazionali, non sappiamo ancora qui, cosa diresti loro? Il mio consiglio è quello di divertirsi sempre durante le serate e di crederci fino alla fine, perché per la mia esperienza, quello che è stata la mia esperienza, ho vinto la fascia regionale che mi ha permesso l'accesso alle prefinali all'ultima serata, quando abbiamo eletto Miss Friuli Venezia Giulia, quindi per me è stata davvero una sorpresa unica. Infatti mi ricordo che dietro le quinte parlavamo tra noi ragazze e ci chiedevamo il prossimo anno ripartecipi, cosa fai, quindi per me è stata veramente una sorpresa quella sera. Stava per essere un'esperienza chiusa, sì, che a un certo punto si è riaperta, esatto, perché come diciamo noi in camerino, fino a quando le luci non si sono spente, Miss Italia riserva sempre delle piacevoli sorprese. Cosa ti piacerebbe fare da grande? Da grande io sto studiando chimica e tecnologie farmaceutiche, quindi mi piacerebbe lavorare in un'azienda cosmetica oppure fondare io un'azienda nella cosmesi. Hai partecipato a Miss Italia, hai un sogno nel cassetto nel mondo dello spettacolo, nell'arte? Mi piacerebbe fare la presentatrice sportiva. Ah, sportiva addirittura. Quale sport ti piace? Io ho praticato pattinaggio corsa a livello agonistico, però ultimamente mi sto appassionando molto al calcio. Ah, molto bene. Beh, insomma, tenete conto, lo dico agli amici di Telefriuli, tenete conto. Senti, io ti ringrazio per aver accettato la nostra invito. Ci vediamo ovviamente per le premiazioni, esatto, ti puoi riaccomodarti da quella parte. Io so che insomma, siete prontissimi per vedere le prossime esibizioni. Ci sarà ancora Marisa Benes col Club Diamante FVG, ci sta preparando qualcosa di straordinario. Io l'ho vista in prova, non so come fanno, ma lo vedrete insieme, ma voglio ricordarvi, visto che abbiamo parlato di finali regionali e abbiamo detto che le vincitrici di questa sera andranno ad unirsi a tutte le vincitrici delle precedenti puntate di quelle che sono le selezioni che abbiamo fatto in presenza, ricordiamo la Tisana in particolare e Villa Manin, parteciperanno alle finali. Ho detto una settimana di Ferragosto caldissima, perché lunedì 15 agosto saremo a Clout con la finale di Miss Miluna Friuli Venezia Giulia, giovedì 18 saremo al Parco Termale Riviera Resort di Lignano Riviera con la finale di Miss Givova Friuli Venezia Giulia e poi, come ho detto prima, venerdì prossimo, il 19 di agosto, saremo qui in diretta su Telefriuli per l'elezione di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia. Quindi pensate che per 3 ragazze, la prossima settimana, ci sarà il passaporto per andare alle prefinali nazionali di Miss Italia. Ovviamente di questo e molto altro parleremo fra qualche minuto, subito dopo la pubblicità. A voi. Sempre insieme a voi su Telefriuli. Canale 11, ovviamente salutiamo gli amici in streaming su telefriuli.it, che siete in tanti. Sono qui vicino a Marisa Benes, Club Diamante Friuli Venezia Giulia. Ci siamo messi in un angolino perché
Cioè, stanno preparando qualcosa di particolare, io ve l'avevo anticipato prima, raccontaci Marisa. Perché da una cesta appoggiata in questo studio da qualche parte uscirà adesso un serpente. La coreografia si intitola Snake, serpente, ed è interpretato da una delle nostre ragazze molto particolare, perché lei già da piccola andava a casa, faceva degli esercizi su per i muri, mi ricordo che mi mandavano questi video molto strani, poi ha coltivato un po' la sua passione con la ginnastica ritmica e quindi è approdata, diciamo, adesso alla danza, e abbiamo costruito questa coreografia per lei veramente eccezionale. Angelica. Andiamo a vedere Angelica, spostiamoci da questa parte. Andiamo Marisa. No, poi la cosa incredibile è che lei sta lì, cioè lei vive lì, esce solo quando deve fare gli spettacoli, perché è arrivata in macchina, l'hanno scaricata da lì, è uscita questa cosa, poi è tornata lì, ha aspettato e adesso è straordinaria e non esce. Cioè, io guarda, devo prendere un antidolorifico per le cervicali solo per vedere quello che lei faceva. Pensa solo se avessi osato provare. Facciamo un applauso, è straordinaria questa ragazza, però adesso... No, lì la lasciamo. Ti chiedo solo una cosa, ok l'allenamento, ma qui c'è una dote naturale anche. Sicuramente, esatto. È molto snodata e poi ha questa passione, è grande, lei è sempre posso che fa vedere, questi esercizi. Ci sei? Sì, c'è, sta anche comoda, ragazzi, è un monolocale. Un applauso, grazie. Scusa Marisa, ti passo avanti. Grazie. Eccoci qua. Ok, allora andiamo avanti, vediamo se possiamo collegarci con... se abbiamo qualche collegamento in atto. Sapete che, ripeto, facciamo questi collegamenti, tentiamo dei collegamenti, non sono semplicissimi, anche perché poi, vi svelo, ovviamente noi abbiamo un orario di inizio che è dalle 21 alle 22:15, però è chiaro che poi altri amici stanno cominciando le serate, si cominciano un po' più tardi, quindi dobbiamo riuscire a fare incastrare quelle che sono le nostre esigenze di programmazione a quelli ovviamente che sono gli eventi dal vivo che si stanno svolgendo. E vorrei anche dire un'altra cosa, intanto che aspettiamo
sentiamo che alcuni amici ci stanno chiedendo ma come mai non vi collegate col vicino Veneto, con la regione Veneto? Semplice, perché l'agenzia modashow.it di Paola Rizzotti, che è l'esclusivista in Friuli Venezia Giulia di Miss Italia, è anche l'esclusivista del Veneto, quindi ovviamente non possiamo essere a Telefriuli e nello stesso tempo in Veneto, ma magari chissà che Paola non si inventi qualcosa nelle prossime puntate, magari di creare chi lo sa, non si sa mai, voi state sempre collegati con noi, con Miss in Onda su Telefriuli. Vedo un qualcuno che si sta esibendo sul palco. Chi è? Con chi siamo collegati? Con chi siamo collegati? Con la Sicilia? Sì, vi vedo Antonello Consiglio con Giada Rumè, Miss Sicilia, ciao, buonasera a voi. Guarda, si sta esibendo il nostro bravissimo cantante Mattia, tra poco finisce, entriamo sul palco con voi, va bene? Devi dare 2 minuti. Senti, siete pronti per questa piazza Primo Maggio? Vi trovate a Ravanusa, provincia di Agrigento, dico bene? Michele, sentiamo pochissimo, guarda, 2 minuti e siamo da te. Allora, tu resta lì, io intanto faccio altro, voi state lì, io vado a presentare ancora le nostre ragazze. Andiamo a presentare a gruppi di 2, ragazzi, la stiamo improvvisando, siamo in diretta, dicevano che era il bello della diretta, sì, per chi andava in registrata. Allora, andiamo con le prime 2 concorrenti, Chiara e Giada, prego. Come è solito, come facciamo in ogni puntata, partecipo a Miss Italia perché? E quindi andiamo con Chiara, prego. Partecipo a Miss Italia perché mi piace stare sul palcoscenico, mettermi in gioco e mostrarmi per come sono. Molto bene, passa pure il microfono a Giada. Io partecipo a Miss Italia innanzitutto per provare una nuova esperienza, per mettermi in gioco e poi perché è un concorso che ho sempre seguito fin da piccola, quindi ogni tanto bisogna anche provare qualcosa di nuovo perché penso che i sogni si possano realizzare. Assolutamente, hai detto benissimo, passa pure di qua. Grazie a Chiara e a Giada. Potete rientrare. La numero 3 e numero 4 che sono Dalila e Eleonora. Prego, Dalila. Allora, partecipo a Miss Italia perché secondo me appunto è un grande trampolino di lancio, soprattutto per chi vuole approdare nel mondo del cinema, della moda, dello spettacolo, poi comunque per provare una nuova esperienza. Molto bene. Andiamo con Eleonora. Allora, partecipo a Miss Italia perché ritengo sia un'importante occasione per dimostrare che esiste un perfetto connubio tra la bellezza interiore ed esteriore, come ci hanno insegnato gli antichi greci col termine di kalosse, kaia katsosse, ovvero in italiano significa bello buono. Quindi concludo dicendo che tutte noi ragazze siamo belle a modo nostro, anche con i nostri difetti che ci rendono uniche. Molto bene, grazie. Passami pure il microfono, ringraziamo Dalila e Eleonora. Andiamo con le prossime, la numero 5 e la numero 6 che sono Benedetta e Alessia. Ciao Benedetta, vai. Partecipo a Miss Italia per mettermi in gioco e perché credo che sia un'occasione unica per scoprire se stessi e un mondo che non ho, almeno parlo per me, mai provato. Molto bene, andiamo ad Alessia. Io invece ripartecipo a Miss Italia dopo 3 anni per rimettermi in gioco e per vedere se so ancora come si fa. Bene, grazie a Benedetta e ad Alessia. Sofia ed Emily. Sofia. Grazie. Partecipo a Miss Italia perché un anno fa mi sono fatta una promessa. E la promessa era quella di superare le insicurezze e questo un anno fa per me sarebbe stato inconcepibile, quindi oggi sono qua e sono fiera di me stessa. Brava anche Sofia. Emily. Partecipo a Miss Italia dopo 7 anni lontano dalle passerelle perché credo che Miss Italia non possa essere solo bellezza al giorno d'oggi ma debba essere molto di più e sono qua per dimostrare che io posso farlo. Bravissime, grazie a Sofia e ad Emily. Le prossime 2 sono Ilaria e Eva. Ilaria. Partecipo a Miss Italia perché il mondo della moda mi ha sempre affascinato e per me è un'opportunità per allenarmi a sfilare. Molto bene. Eva. Io partecipo a Miss Italia perché per diversi anni alle superiori ho avuto alcuni problemi con il bullismo e quindi voglio prendermi un po' di rivincite.
Bravissima, bravissima. È bello, vedete, scopriamo da queste ragazze un po' di loro storia, un pezzettino di loro storia e vedete quante motivazioni spingono queste ragazze a partecipare a Miss Italia. Grazie, grazie ovviamente a Ilaria e Eva. È bello questo, è bello questo. C'è qualche novità? Vedo Paolo Bassi che mi ha detto fermati, non ti va. Antonello! Ciao, guarda, ti faccio ascoltare. Cosa mi fai ascoltare? Ciao, ma io mi vedo sul maxi schermo da voi anche, sul LED da voi. Salutiamo gli amici, salutiamo tutti gli amici. Guarda, vi faccio vedere, questa è la piazza di Ravanusa, in provincia di Agrigento, guarda! Bellissimo. Ciao amici di Ravanusa, vi salutiamo dalla provincia di Udine, precisamente da Tavagnacco, nella sede di Telefriuli. Antonello, come sta andando? Salutiamo Tavagnacco. E tu sai, Michele, che noi prima o poi verremo in Friuli Veggiata, ormai siamo diventati famosi su questi collegamenti che facciamo con te. Guarda Antonello, stavo parlando prima anche con Carmelo di una sorta di reunion, magari facciamo una serata su Telefriuli, ci troviamo con un po' delle nostre miss, potrebbe essere un'idea. Venite in Friuli Venezia Giulia, poi noi verremo a trovarvi nelle nostre regioni, ma anche voi venite in Friuli Venezia Giulia, tanto siamo vicini, 2 passi proprio. 2 passi. Guarda, ti faccio una prima carrellata perché i nostri ragazzi hanno già fatto la sigla e adesso stiamo per fare l'uscita in elegante. Abbiamo un primo gruppo, ti faccio una carrellata giusto per farti vedere le nostre finaliste per il titolo di Miss Chissimo Sicilia, che vale l'accesso alle prefinali nazionali del concorso. Ecco qui una piccola carrellata, Michele, per tutti i tuoi telespettatori delle nostre finaliste, eccole qua, tutte in abito elegante, pronte per la prima sfilata ufficiale. Michele, ti mandiamo un grande abbraccio, un saluto. Senti, io ti... da Ravanusa, buona continuazione. A più presto. Grazie, io vi ringrazio, salutami ovviamente Salvo, ragazzi, salutatemi il pubblico nella vostra piazza, è bellissimo incontrarci e buon lavoro perché la stagione si fa sentire e ovviamente in bocca al lupo alla ragazza che vincerà questa sera da voi e che andrà direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia e quindi una bella opportunità per lei, quindi complimenti a lei e complimenti a voi Antonello, alla vostra squadra che so che siete straordinari perché Antonello non è solo il conduttore come voi vedete ma anche il direttore artistico degli eventi di Miss Italia in Sicilia, quindi hai un lavoro davvero si lavora Michele, l'applauso, un compito gravoso. Ciao e ti mandiamo ciao amici, un abbraccio, grazie Michele, ciao a tutti i telespettatori delle Friuli, buona serata, un bacio a voi, che bella che è l'Italia, che bella che è l'Italia di Miss Italia, mi farebbe davvero da dire questo, veramente molto bello. Bene, cosa accadrà più tardi? E chi lo sa, intanto andiamo con un po' di pubblicità, poi conosceremo i nomi delle vincitrici e tante altre cose, ma le vedremo insieme fra qualche minuto. Grazie, puntata credo piacevole, insomma, ecco, ci siamo collegati con gli amici della Sicilia, siamo collegati con la Calabria, ha avuto quel bellissimo collegamento con la Rossella Fiorani, davvero una bella puntata intensa che ci ha regalato anche delle belle emozioni, anche per quello che ci hanno raccontato le nostre concorrenti, perché questa domanda partecipo a Miss Italia perché in ogni serata insomma, ci regala delle belle sensazioni. Fatemi ringraziare subito Paola Bassi che ho qui di fronte a me, grazie Paolo per lo straordinario lavoro che fai insieme a Francesco Snidero che sta in regia e poi Gian Domenico Ricci. Queste 3 persone sono coloro che devono sopportare qualche mia piccola follia, ma insomma spero lo facciano volentieri. Sto scherzando, perché sono davvero dei grandi professionisti. Bene, allora io come al solito lascio sempre le finestre aperte perché se per caso... No, va per dire, vai che questo periodo fa anche bene girare aria, non che lascio le finestre aperte di casa, ma lascio le finestre aperte sugli schermi che ho davanti, perché se per caso arriva qualche amico che ha voglia di collegarsi con noi da chissà quale piazza, lo facciamo. Ma intanto io ho un amico che ci è venuto a trovare questa sera, René Magic Illusion. Vieni, René, un applauso per te. Tra l'altro mi hanno detto che sarai tu che dovrai premiare tutte le vincitrici. Hanno detto questa sera il compito lo diamo a René. René, grazie per essere venuto innanzitutto. Grazie a te. Microfono. Buonasera a tutti. Allora, ci siamo visti nella bellissima notte di Capodanno. Sei venuto a trovarci. Come ti è sembrata la serata? Una serata interessante. Ho visto come si sono proposte queste ragazze. Molto brave. Era difficile votare sicuramente. Gli auguro tanta felicità e che facciano carriera tutte quante perché se lo meritano. Senti. In ogni ragazza c'era una qualità diversa dalle altre. E questo forse è proprio questo il bello. È il bello. Senti,
Allora, io ti ho chiamato come ospite, ci sei venuto a trovare, ma una cosa... Allora, è venuto Sdrindule, abbiamo fatto una chiacchierata con lui e ci ha regalato alla fine una delle sue storie piacevolissime. Io non hai portato le tue solite scenografie che usi negli spettacoli, perché ovviamente non c'era la possibilità in questo contesto, perché ovviamente... Però... Un numero veloce. Numerino. Appoggio il microfono qua. Me lo puoi tenere tu per piacere, puoi venire qua con noi? Figurati, arriva la nostra bellissima Beatrice. Andiamo stasera. Dovrei avere qualcosa. Allora, occhio sempre alle mie mani. Pallina mano destra, pallina mano sinistra, una pallina mano sinistra e una pallina mano destra. Michele, mi metti la mano così per piacere? Allora, pallina mano sinistra, pallina mano destra. Chiudi la mano. Mi è rimasta solo una pallina. Occhio sempre alle mie mani. Mettiamo qua. 2, 3. Posso piare? Grazie, come vedete non so più nulla. Michele, mi giri le mani piano piano come faccio io. Apri piano piano il pugno, piano. Guarda, pallina mano destra, pallina mano sinistra. Grazie. Guarda, io ho messo la mano apposta tesa perché volevo fare... Grazie. Facciamo un applauso anche a lei. Sì, certo, Beatrice, ovvio. René, grazie. Che ti devo dire? Grazie. Ci vediamo dopo. Preparati con le fasce e tutto perché premi tutto tu. Stasera parte la prima classificata dove interverrà ovviamente la nostra Beatrice e Paola Rizzotti. Grazie. Ciao a tutti, grazie Michele di avermi voluto questa sera con te. Ma è un piacere. È un piacere, Ciao. Grazie. Ciao, buona serata. Lasciami il microfono. O quando prendono il microfono poi non lo mollano più. Prima delle premiazioni vorrei Paola Rizzotti. Paola, ci vieni a trovare? Ci viene a trovare Paola per un saluto prima delle premiazioni, tanto abbiamo ancora un po' di tempo, le premiazioni vogliamo farle bene come si deve, però Paola com'è andata anche questa sera? Sai che mi sto divertendo molto, anche perché le ragazze sono veramente molto brave, perché voi che siete a casa le avete viste, non hanno sbagliato niente, vi posso garantire che la tensione è altissima come giusto che sia, però a me questi collegamenti con i colleghi del resto dell'Italia piacciono molto. E poi mai visto che eravamo in diretta, cioè dalla piazza in Sicilia vedevano, guardavano Telefriuli, noi guardavano Telefriuli, quindi secondo me è un gran bel messaggio che viene dato. Miss Italia è anche questo. Paola, sei pronta per questa settimana di Ferragosto di vacanza? Il 15 lunedì a Cloud con la finale di Miss Miluna Friuli Venezia Giulia. Una bellissima piazza. Esatto, giovedì 18 al Parco Termale Riviera Resort di Lignano Riviera, sì, con Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia. E poi il 19. venerdì prossimo qui andremo ad eleggere la Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia in diretta qui da Telefriuli. Ricordiamo che le vincitrici di ognuna di queste finali regionali accederà direttamente alle prefinali nazionali. Significa che noi venerdì prossimo andremo ad eleggere la terza prefinalista nazionale del Friuli Venezia Giulia. Con Miss Sorriso, vero? Esatto, assolutamente sì. Quindi ci vediamo in diretta venerdì prossimo. Paola, sei pronta per munirti di corone e tutto il resto? Vado. Vai, tieni tu il microfono. Tengo io? Io adesso mi faccio da parte, avviso la regia perché lasciamo il centro della scena per le ragazze che andremo a chiamare sul palco, che sono premiate, e ricordiamolo, questa è l'ultima selezione per questa edizione qui in Friuli Venezia Giulia, quindi per loro è un traguardo importantissimo perché chi si aggiudica questa sera le prime 6 posizioni accederà direttamente alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, quindi le potremo già vedere lunedì a Cloud. Andiamo con la sesta classificata. René, vieni pure al centro, puoi pure accomodarti, si stai un polino proprio al centro, il centro lasciamo per la ragazza. Sesta classificata, ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, è la concorrente numero 5, Benedetta Morandini di Reana del Royale. Vieni Benedetta. È svenuta? No, c'è. Benedetta, sesta classificata, ammessa alle finali regionali, stai al centro di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Prego Alessandro, puoi portare la fascia. Benissimo. Carrellata su di te, guarda la telecamera, guarda Paolo Bassi. Grazie. Andiamo a premiare la quinta classificata. Quinta classificata è la concorrente numero 9, Ilaria Buzzi di Cassacco. Anche lei ha messo le finali regionali Friuli Venezia Giulia di Miss Italia.
Complimenti Ilaria, al centro arriva Alessandro Toffanello, poi in arte lo conoscono tutti come René Magic Illusionist. Alessandro ha una certa esperienza, vedo che mette le fasce al primo colpo benissimo. Vai Ilaria, di Cassacco. Molto bene. Grazie Ilaria. Quarta classificata. La quarta classificata è la concorrente numero 6, Alessia Maugeri di Udine. Anche lei ha messo le finali regionali in Friuli Venezia Giulia e Miss Italia. Alessia Maugeri, quarta classificata. Alessandro. Io ho paura che mi faccia sparire le fasce Alessandro, e questa è la mia paura. Riesce a moltiplicare le palline, non vorrei mai riuscisse a farmi sparire le fasce perché siamo rovinati. Grazie Alessia, complimenti Alessia, anche lei ha messo le finali regionali Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. E andiamo con la prossima, siamo alla terza classificata. Terza classificata è la concorrente numero 7, Sofia Santarossa di Sacile, provincia di Pordenone. Al centro Alessandro, cioè, è per quello che ti ho detto premia, vedi? Alessandro è entrato nella parte benissimo stasera. Io ricordo Alessandro qualche settimana fa che ha fatto delle foto, posava per delle foto, insomma facevi delle cosette interessanti quando eravamo giovani, di qualche settimana fa proprio. Andiamo con la seconda classificata, Miss Rocchetta Bellezza, questo è il titolo che viene assegnato per la seconda classificata, che va alla concorrente numero 4, Eleonora Fabris di Latisana, provincia di Udine quindi. Molto bene, Alessandro. Anche Eleonora ha messo le finali regionali Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Complimenti Eleonora. Alessandro, io ti ringrazio. Scusa, vieni al centro, fai una sfilata anche tu. Prima di... Vai. Avevano paura che facesse sparire la prima fascia alla corona, Alessandro. Allora, Paola Rizzotti, insieme, certo, Beatrice Basaldella con la corona che viene posta sul capo. Beatrice è stata una bella testimonial prima, perché ha detto che, come diciamo sempre noi, Miss Italia ti regala sempre delle sorprese. Lei adesso lo ricordo perfettamente. Poi chi segue Telefriuli lo sa, perché la finale di Miss Friuli Venezia Giulia fu trasmessa da Udine in occasione di Friuli Doc, proprio in diretta su Telefriuli, e in quell'occasione lei si aggiudicò il titolo che la portò alle prefinali. Quindi nulla mai, la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Ma insomma, adesso andiamo una prima classificata da premiare con Miss in Onda e la corona che va sul capo della vincitrice. Prima classificata è la concorrente numero 3, Dalila Cipolla di Fiume Veneto, provincia di Pordenone. Arriva, è scappata, no, è arrivata. Dalila, arriva la fascia che ti viene consegnata da Paola. Perfetta, l'abbiamo provata su Beatrice prima di iniziare lo spettacolo, perfetta. E a questo punto, sfilata per la vincitrice. Però, oltre ad avere l'opportunità di andare alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, la vittoria del titolo di Miss in Onda consente anche a te
di aggiudicarti questo buono per trascorrere un'intera giornata, quando vorrai, al Parco Termale Risiera Resort di Lignano Sabbiadoro, nella zona di Riviera. Vedi, nel lungomare Riccardo Riva, in questa struttura splendida potrai abbronzarti, prendere il sole. Ci sono delle piscine straordinarie e la cosa bella è che è proprio di fronte al mare, cioè la prosecuzione del Parco Termale Riviera Resort è la spiaggia di Lignano Riviera. Ringraziamo ovviamente la SIL, Società Imprese Lignano SPA, per questo omaggio che è graditissimo per le nostre ragazze, perché insomma d'estate trascorrere una giornata intera in una struttura del genere è sicuramente piacevolissimo. Bene, io vorrei un applauso per Marisa Benes. Marisa, se ci puoi raggiungere sul palco insieme ad Alessandro Tofanello, René Magic Illusionist con noi questa sera, e l'applauso lo facciamo a noi, a voi, lo facciamo noi a voi che ci avete seguito con tanta simpatia questa sera da casa. Grazie davvero, ringrazio Paolo Bassi, Francesco Snidero, Giandomenico Ricci per la regia, ringrazio gli amici che si sono collegati da tante città d'Italia, ma soprattutto questo grazie va a voi che ci avete seguito. Noi ci vediamo venerdì prossimo, attenzione, non con Miss in Onda, ma eleggeremo Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia. Ci vediamo venerdì prossimo, ciao!